Ecco qua, siamo No, qui, no. siamo qui. Io ci vedo. Oggi è 12, domani oggi sono venuti parecchi, oggi sono venuti parecchi fedeli fedeli da Zapponita, perché quelli sono, come si dice, quando uno è devuto. Non Zapponizza, si è dovuto. Ho visto l'intervista di Don Vito, Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Good morning, good morning, good morning. Hello guys. Sentite? Hello guys, tutto a posto ragazzi, 7:18. E oggi non fa nemmeno freddo, vero? È vero, Zio? 12 gradi. Tutto a posto, chi è la prima? La nostra Vicky. Che si è fatta l'applicazione di Gundal. Vicky, ma sta ancora parletta? No. Se n'è andata già? Sì. Ci fa città? 3 giorni. Un weekend a veste. È tornata bambina dopo 40 anni. Vicky a Barletta è qui. E allora? Tutto pronto? Tutto pronto? Siamo pronti per domenica? Sì. Buongiorno ragazzi, 12 dicembre 2027. Ehi, che bello. Cambiamo zona Oggi è dai. cielo pulito, bellissimo. Comunque ragazzi è una bellissima festa quella di Santa Lucia. Santa Lucia è bella, È molto sentita. Uterron, c'è da Un terrore, c'è un rumore come Martide. è bella a sé. Perché non ci facciamo una bancarella noi là? Ah, bene Uterron. Il torrone di Barletta Oh, il Versa. trenino, facciamo il trenino al torrone. Facciamo il trenino. Oh, è vero. Bellissimo. Buongiorno Sabino Ciao Sabino, di buongiorno, Cataldo. buongiorno. Sabino di Cataldo Vedi, no, scusa, fermati qua. Allora ragazzi, hanno messo questo cartello. Lo posso dire questo fatto? Sì. Hanno messo questo cartello a destra giallo perché è il cartello che prevede tutte le interruzioni quando chiuderanno il passaggio a livello per i lavori, capito? Però questo cartello sta qua diciamo da un mesetto, incominciano a togliere la carta, tutto quanto, vedi i lavori che cominceranno. La classica cosa che è a come viene, cioè a come viene, a che sia, capì? A palla fa tu, diciamo come gli vedi fuggi. a palla. Palla fai tu, a come viene, capì? Mettono un cartello, poi aspettano l'interruzione, tutto all'avventura, non c'è niente di programmato e organizzato. Io mi giro di qua come perché questa è via del Risorgimento. Ci si risorgeva. Vediamo, ancora passa tanto il risorgimento. Vai. L'amico Rotas, ehi, Rotas. Fagurto. Renato Russo, stop. Renato Via Russo. Risorgimento, questa strada. Queste sono zone che non facciamo quasi mai. Ah. Però quando veniamo da queste parti. Questo è il Buonpastore. Sì, c'è bello un Gesù, Questo è il Buonpastore, questa è una bella chiesa, che ricavarono mezzo e mezzo, è perfetto. vero. Lucia, buongiorno. Questo Gesù mi piace assai, lo sai. Buongiorno Buonpastore. a tutta la comunità del Buonpastore. Sì, comunque il Buonpastore, qua via Libertà, via Grande Carlo Don III. Mimmo, grande Don Mimmo. Don Mimmo sta qua. Via Rizzatel, a plus. Facciamoci una pizza a Cartagena, dove sta? Chiusa Cartagena? La grande, E perché? ma che so, sì. Poi Cartagena, è imprevedibile. Scusi. State le che mi salutiamo a Cartina, a posto. Allora, che dici, signor Che dobbiamo Francesco? fare? Siamo pronti per domenica. Domenica quindi rimettiamo in piedi il trenino, Facciamo facciamo un bel trenino. domenica tutto a posto, vediamo un po'. Ah, me che la battabatti oggi, No, sai che mi sa che si mette a male. una stiaccina. Una stoccacina. Facciamo tutto quanto. Abbiamo sentito le polemiche sulla sabato e domenica. Vabbè, ma noi non ci interessa. Ormai È andata, quest'anno è andata. Quest'anno Noi è andata, non vogliamo. domenica facciamo il nostro trenino, mattino pomeriggio lo facciamo. Pomeriggio. O fresco. O fresco. Come fa la mattina? La mattina a mezzogiorno i bambini escono, i bambini Stiamo decidendo. I creatori vanno a la mattina a mezz'ora e ne so come.
giusto? Giustissimo, fratello. A mezz'ora facciamo tutto quello. Non ci preoccupiamo di niente. I risultati. Ehi, hai visto il video? Ragazzi, andate a vedere il video della Fanova di fronte al cinema. Non ti preoccupare che già sta. Ce lo danno stamattina, stiamo facendo un video a dir poco stupendo. Ah, con lo stesso file che facciamo? Sì, ci stanno dando tutti i file. Un ragazzo vuole salutare e ringraziare un certo Francesco D'Aleno che ci ha dato. Ho capito chi è, quello per i capelli ricci. Bravissimo. Ci ha dato un filmato dal balcone dove. Ma quello è un bravo ragazzo, un bravissimo ragazzo. Ci ha omaggiato di questa cosa. Ha fatto la composizione. Ci ha omaggiato di un suo video che. Va bene Francesco! Grande Francesco. Grazie. Sinumes, tu quando mandi a Francesco? Niente. Omaggio. Ha detto neanche voglio essere nominato. È inutile, ma non volete. Allora ritiro il nominato. Niente grazie, Francesco. No, hai detto non ti preoccupare. Non voglio un contributo, qua vogliono tutti i contributi. I contributi a come la pesama te. Noi andiamo a fare tutto quanto, capito? Va bene. Bellissimo, va bene, tutto quello. E qua, non stanno sempre quelli. Quali? Stiamo perché a balletto. Aspetta, ancora stanno a scannare. Domenica. Non è tutti i giorni. Domenica. Stavano quelli a ballare. Siamo i Vatussi. E chi sa la pensione? Poi siete un'altra vecchia. No, chi sono gli operai di Perina. Comunque io voglio fare i complimenti ai vigili di Barletta, di quelli che stanno a lavorare a Barletta, che lavorano. Perché? No, e l'altro no? Sì, no, ma vabbè, siccome che sono pochi che lavorano, perché ognuno sta in boschetto andando. Però quelli che lavorano, io chapeau. In primis al nuovo comandante, che veramente mi piace come persona seria. No, il comandante è Serfinannino, però chi dirige non lo so come. Un assistente. A che grado è maggiore, non lo so, mi pare che Finannino è maggiore, lui è il comandante ora. Beh, è uno nuovo che sta aiutando. È uno che da un anno a questa parte, sta Barletta, è veramente. Si sta da fare. Si dà da fare. Complimenti. Io quindi ringraziamo i vigili che lavorano e quelli che non lavorano. Chi sa vedessero loro, chi gli Aum sa vedessero loro. Chi che stanno al mercato, chi ce ne frega niente, non parliamo più. Perché ogni parola ce la pesano. Ma tu pensi che registrano il coso? Uno che gli interessa, se gli interessa ancora dice ma come no? Noi mortaliamo tutto. Quindi pensavo registrare. No, ma stamattina è tutta la chiosa di pizzeria. Buongiorno Concetto di Candia, buongiorno. Io per esempio. Stasera ragazzi Inter Pordenone, la Champions League, che favore. No, vabbè, oggi vincete. Su Michele c'è Michele. Stavi dicendo. Quello del bar della Carlei. No, vediamo, si va a dire una cosa. Io ripeto, non sono sempre per queste cose sono belle, però io non dico se può distrarre 52.000 euro questa cosa, cioè, onesto. Io la cosa. Allora hanno detto a noi ci hanno chiamato come ci hanno chiamato. Dile come ci hanno chiamato. No, voglio dire. Grezzi. Non tutti. Chi ci ha chiamato dice che noi facciamo pagare, che davano qualcosa per io. E questi qua che hanno preso 52.000 euro. No, sì, tu sei sicuro. Sicuro. Ma io non ripeto, chapeau per Pachizzullo, che nome e cognome, per Pachizzullo. Per Pachizzullo io mi abbasso il cappello, solo per Pachizzullo però. Sta solo il cappello, non vedi più niente. Non me ne frega niente, solo per Pachizzullo, io mi abbasso il cappello, io un guagnone che viene dalla terra e fa tech. Ma chi cristiano mi piace. Ma dovete fare non dovete fare due pesi e due misure. Vabbè, poi non mi che parla, ragazzi,
Cioè ogni volta gli stai tranquillo, poi si agitare. No, Devi stare sereno. perché poi parlano pure. Ma gliene Capito? parli Parlano pure. Almeno parli abbi la cortezza di stare zitto. Almeno abbi la cortezza di stare zitto. gliene parli sì. Allora no, perché mi faccio cose così? Un altro problema, che già ieri un ragazzo si metteva a chiedere, aiutami, perché io mo mi sono sistemato, grazie al lavoro che ho trovato, e mo dice che me lo devono togliere dal 31 dicembre, il fatto dell'IOS, il fatto dei tavolini, delle cose. Sì. Ma stiamo a scherzare, cioè tu si alzano la mattina e ognuno faccia la legge a solo. Ma questo, ecco perché te che ci va a mettere in mente. Perché il problema sai qual è? La cosa pubblica, il significato della parola cosa pubblica, ci significa che hai di tutto. Non è che siccome stai là, la cosa pubblica è diventata a te. Questo è il problema. Bravo. La cosa pubblica è di tutto, è di tutto. Non è che se io vado... Non la posso fare la fotografia. Non la posso fare la fotografia. Buongiorno, Are. No, è quello che ti... Are ultimamente non mi sta piacendo a sé, Non dice niente, non parla. Non ci va a fare meno male che non parla. E poi io devo parlare. Ma mi sta parlando. Ma che cosa va a dire? Ma ne chiami seri. Comunque non vogliamo essere polemici. No, devi essere polemico, perché se non fai il polemico, ti pene che fai. Ormai siamo in un posto in cui l'esempio della Fanuva è emblematico. Dopo tutto sto bordello, gli hanno detto che l'ho appoggiato no! Sì, lo so, la prima cosa. Oh, sei stupendo! La prima cosa che avevo deciso l'ho appoggiato no. No, veramente, io vi giuro. No, la prima cosa che mi disse. Io giuro che se io lo sentivo, io l'accettavo. No, perché io dopo. La prima cosa che mi hanno detto. Un cuore mi scalda. La prima cosa che mi hanno detto, certo che tu e Lil siete due figli di Bonadonna, ma la vita per c'è. Vedi dove arriva la. La cattiveria, qual è cattiveria? Ieri uno, sai cosa mi ha detto? Si fa fare benzina, sai cosa detto qui? Però fa no, va cominciato tardi, e dici ballessa la benzina. Ma facciamo che la benzina, ma dici, ma se tu sei un baccalè, ti mi fate la fanotte, ti mi fate cosa, regalate la fanotte, dici, l'avete fatto tardi. Per i bambini diciamo che hanno ragione. Ho capito, il freddo è quello che è. Sì, ma in d'accordo magid. Non è che stai a Mofetta. Vedi, quando sono belli buongiorno. A Wembley dobbiamo finire. Finisce. Ragazzi, non hai prima. Oh, già adesso apro la bancarella adesso che dobbiamo arrangiare. Allora, ragazzi, il trenino domenica mattina. Facciamo il trenino in centro. Un saluto a tutti quelli. Io mi prenoto. Ciao ragazzi. Buona giornata a tutti. Barlet. E a vest. Ciao Balello, ciao. Ciao Franco. Se può.